È stata una sorpresa incredibile, l'ammanco di 19 milioni, è una situazione già deficitaria perché l'ULSS 16 ha un buco in previsione di circa 18 milioni, l'ULSS 17 di 24. Se c'è questa riduzione di trasferimenti di 19 milioni vuol dire che mancano 60 milioni alla nuova ULSS Euganea. È scontro tra i due nomi padovani della sanità. Da una parte il presidente della quinta commissione, l'ex assessore della giunta Bitonci Fabrizio Boron, dall'altra il consigliere del PD Claudio Sinigaglia. Secondo il Democratico il riparto dei fondi per la sanità 2017 potrebbe costare ai padovani un taglio nei servizi di 19 milioni di euro. Ci sono tagli e funziona così la sanità da sempre. C'è un riparto provvisorio e di fronte poi alle necessità nel corso dell'anno tecnicamente poi si vanno sempre a consultivo, ci sono comunque le integrazioni della centrata. Il riparto provvisorio è praticamente approvato sempre a fine anno. Il problema è che il definitivo viene approvato l'anno successivo, e cioè a novembre del 2017, quando i soldi sono già stati spesi. Il trasferimento, che avviene un tot per cittadino, spiega Sinigaglia, era di 1.526, ora passa a 1.506 euro. Facciamo presente che la riforma serve a questo. Alcune funzioni che oggi fanno le ULSS verranno trasferite all'azienda zero, l'azienda zero farà quindi queste funzioni e pertanto non costeranno più alle ULSS. Cioè, voglio dire, il conto totale della sanità è quello, 8 miliardi e 600 milioni di euro. Un passaggio di Boron anche sul nuovo ospedale. Secondo l'ex assessore, con l'iter completato e l'impegno alla cessione delle aree dell'ex sindaco Bitonci, la firma dell'accordo di programma per Penta sarebbe solo ordinaria amministrazione. Dunque il commissario, se lo volesse, potrebbe firmare.